Eravamo presenti anche noi di Chioggia Azzurra la mattina di sabato scorso 24 agosto al centro Astoria, nei pressi della Torretta 12, dove si è tenuta l'iniziativa Un mare da mare, davanti a un buon pubblico composto da bagnanti e da curiosi. L'iniziativa ha visto l'esercitazione di soccorso nautico nell'area prospiciente l'area DOG del centro Astoria e ha visto protagonisti la Guardia Costiera di Chioggia, l'ULSS Tre Serenissima con il progetto Vacanze Sicure, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio Sezione Veneto, Dogland Park, il parco divertimenti per cani a Padova, i volontari dell'Associazione Ambulanza Veterinaria Artemis di Mestre e la SAV, Sorveglianza Aerea Veneto, che oltre a monitorare dall'alto con i droni sta lavorando a un progetto di salvamento in mare in fase di perfezionamento. Noi di Chioggia Azzurra siamo rimasti fino al termine dell'esercitazione che ha visto recuperare il malcapitato, la malcapitata in questo caso, ma la giornata è poi proseguita con altre dimostrazioni sulla Battigia, dove si è potuta vedere l'ambulanza veterinaria Artemis intervenire su un cane colpito da un colpo di calore e successivamente da un arresto cardiaco. Gli operatori hanno voluto poi spiegare in cosa consiste la loro attività di primo soccorso dedicata agli animali, basata esclusivamente sul volontariato. Dopo le dimostrazioni, le unità cinofile della SIX, i ragazzi di Dogland Park e lo staff della SAV hanno poi interagito sia con i bagnanti che con gli ospiti speciali della spiaggia, con il comitato Insieme si può, dando vita a importanti momenti di inclusione sociale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.